Un tonfo strano, rumori, presenze, dicono. È l'indagine dei Ghost Hunters padovani, cacciatori di fantasmi, al castello di San Pelagio, lì dove dimorò Gabriele D'Annunzio prima del celebre volo su Vienna. La cosa straordinaria è che nessuno poteva immaginare che in questo luogo della campagna veneta, lontano da ogni cosa non particolarmente in vista, arrivasse un evento come quello del volo su Vienna, arrivasse qui il Bate D'Annunzio. Suggestione e credenze, i Ghost Hunters di Padova vanno alla ricerca di ciò che gli occhi non possono vedere, oltre l'immaginazione, fantasmi dal passato. La torre di Villa Zaborra è stata costruita attorno al 1300 e faceva parte del sistema difensivo della famiglia di Da Carrara. Le ricerche vengono effettuate con strumentazione particolare. Posizioniamo la nostra fototrappola. Stiamo posizionando la prima videocamera che, come possiamo vedere, riprende anche modalità notturna e l'abbiamo messa proprio in direzione della camera del D'Annunzio. Gli scettici continuano a ribadire che non ci sia nulla di scientifico in questo tipo di ricerche, ma questo gruppo non demorde, convinto che ci sia invece qualcosa di inspiegabile anche in questo mondo, che il passato sia in qualche modo presente anche nell'oggi. La strumentazione sembra registrare alcune voci, alcune frasi difficilmente riconoscibili. Ecco le ipotesi. Con le prime luci dell'alba, l'indagine finisce, il mistero rimane.